Buonasera, voglio e forza Napoli. Benvenuti in questa mia nuova diretta notturna, perché sono sempre notturno, sempre. E niente, voglio appena tornato da... Abbiamo fatto una partita, abbiamo fatto gli ottavi, stavamo a fase playoff e quindi abbiamo siamo passati ai quarti. Bella partita, voglio, bella partita. Proprio a cazzimma pure. Quindi mi sono proprio, però aspettate, devo regolare un attimo come si dice, la telecamera qua, allora, il mio canale, ecco qua, un attimo, allora, ecco qua. Allora, Alberto, ciao Alberto, fammi vedere, mettiamo la chat qua vicino, ecco qua. Allora, eccovi qua, buonasera voglio e forza Napoli sempre, e forza Cazzimma, che per chi non lo sa io gioco a calcetto con i miei 40 anni, gioco a calcetto e, è la mia, la, la dico sempre. Ecco, Davide Schirillo. Davide, a proposito, no, non vuoi parlare perché c'hai Salvatore che dorme, quindi non puoi parlare, non puoi fare la diretta. Antonio Tedesco, ciao Antonio, Jacopo, Alberto, ciao Aiù, Carmine Napolitano, buonasera a tutti. Io oggi stasera avevo detto alle 8:30 avevo la partita, voglio che mi facciano un drink. Avevamo, avevamo la partita di playoff ottavi e abbiamo vinto per ben 7-3. Primo tempo finisce per noi 5-0. Io purtroppo per l'esperienza che ho nel calcetto 5-0, ma sono sincero, tiene sempre paura perché il calcetto tanto finisce la partita quando l'arbitro fischia 3 volte. Do calcetto specialmente, il calcetto proprio è infame. Do giri 3 minuti mentre stai vincendo per 2 o 3 gol sopra, ti ritrovi sotto e non lo sai nemmeno tu, nemmeno tu. Beh, niente, abbiamo fatto una bella partita. Ho dato tutta la mia cazzimma, infatti la squadra si chiama Cazzimma Boys. E quindi ho fatto un assist, un gol, poi ho fatto un altro assist, Davide Schirillo lo può confermare, ho fatto un altro assist da quasi sotto porta mia all'attaccante nostro, peccato che il portiere gli è uscito, se no era pure un'altra perla da me regalata. Fatto 2 assist. No, ho fatto che, guardate, io sui gol su poco, ne faccio poco, però a me l'importante è che faccio segnare, quindi hai segnato da me? No, Andrea Fere, no, non ho segnato, ma ho fatto segnare, questo è importante, alla fine a me questo conta. Sì, sì. Non tocchiamo i mostri sacri. Non tocchiamo i vostri sacri. Va intonato. No, vabbè, non esageriamo, però il mio contributo, Davide, è vero che lo do sempre il mio contributo, Antonio Zero tu, ciao Antonio, la classifica marcatore la fate da me. Buonasera. Sì, sì, la classifica marcatori c'è, se veniva sempre spesso il mio bomber, Jairo si chiama, peruviano. Voi ce lo vedete, voglio, è in carne,
bello cicciottello, ma fa proprio paura, fa proprio paura, veramente. Ecco, Davide, proprio adesso lo sa, abbiamo Iron che vale per 3, fa proprio paura. Secondo me si una poesia. Guarda che legge come Leopardi. Il nostro attaccante ha fatto 80 gol in 28 partite. Mamma mia. E non è venuto sempre. Non è venuto sempre. E proprio per questo noi in classifica ci siamo classificati per, mi sembra, undicesimi, no, dodicesimi in classifica. Le squadre sono 20 squadre. Siamo classificati dodicesimi perché siamo stati due mesi senza portiere, quindi mi sono arrangiato pure come portiere, a volte improvvisavo, e senza portiere, poi a volte Airo, questo attaccante, nemmeno riusciva a venire, quindi abbiamo fatto un buon campionato altalenante, ma secondo me se c'eravamo tutti come stasera potevamo dire la nostra, almeno nelle prime tre, però, però abbiamo vinto con la quarta in classifica. Sì, oggi abbiamo vinto con la quarta in classifica. Oggi, per esempio, agli ottavi avevamo solo un risultato su tre. Loro ci avevano due risultati su tre, perché quando si iniziano i playoff, gli ottavi, come funziona? Funziona che tu la prima, gli ottavi, c'hai solo la vittoria. Se in eventuale pareggi si calcola non si va né ai supplementari né ai rigori, solo agli ottavi, ma si disputano, si guardano alla classifica. Quindi, visto che era la quarta, ovviamente passavano loro. Noi ci avevamo solo un risultato. Il primo tempo l'abbiamo chiuso 5-0, abbiamo fatto veramente un ottimo, ma ottimo, ottimo, ottimo primo tempo. Ottimo primo tempo, veramente. Il secondo tempo, come ho detto pure all'amico Davide, allenatore, secondo tempo, mm, mm, fiacchi, fiacchi, abbiamo fatto quei due gol, ok, un grande, devo sottolineare pure un grande nostro portiere, Christian, che ha parato, visti che abbiamo fatto, giustamente nel secondo tempo eravamo più stanchi, ne abbiamo fatto un po' più di falli e siamo andati a tiri liberi. Che nel calcetto, chi non lo sa, si va a tiri liberi dopo il quinto fallo, vai a tiri liberi. Il tiro libero è il punto, no, il calcio di rigore è un po' più indietro, e tutti dietro la palla, quindi il nostro portiere ha parato due tiri liberi e due controbattute dei tiri liberi. In poche parole, il primo tiro libero, poi controbattuta di nuovo e ce l'ha riparato. Abbiamo fatto una grande partita. Il secondo tempo, come vi ho detto, poco mi è piaciuto. Mena Cazzim, ci siamo un po' storditi, e infatti poi dopo, facendo i due gol, vabbè, abbiamo, abbiamo chiuso l'articolo. Mo adesso giovedì alle 9:30, giovedì adesso, perché mercoledì dovrà finire tutto perché incomincia un altro torneo estivo. Questo qua è durato tutto l'anno, è stato da ottobre fino a giugno, è durato tutto l'anno, come dura il eh, campionato di Serie A normale. Quindi con 20 squadre, quindi vi lascio immaginare. E mercoledì dovrebbe finire tutto. Mo giovedì ci abbiamo i quarti con la terza in classifica. Che è tosta, è tosta, è tosta, è tosta. Non è facile. Mm, non voglio dire non ci credo che passi, perché effettivamente già mi arrendo. No, dobbiamo lottare fino alla fine, che siamo una grande squadra. Mannate chi si apporta in Napoli. Antonio
sì, oh, io mettito like per Cazzimma Boys che ha 27-5, la mia squadra di calcetto. Io ovviamente sono il presidente, poi c'è l'allenatore Davide, non ci piacciono, amici romeni sono. Come si chiama? Dove la squadra in classifica? Come si chiama? La squadra in classifica? Come si chiama la squadra? Amici rumeni, sì, sono rumeni, voglio. Fisica, allora, quella squadra là fisicamente gioca su, gioca più sul piano fisico, su Tuest. Beh, con me ha trovato Tuest, pure con me. Però molti, giustamente, giovedì devo fare un po' di dottrina, che non si devono tirare la gamba, ci devono andare duro. Perché comunque sono un po' agonisticamente, come si dice, sporca. Poco spumantina, un prosecco con cosa là, come si chiama? San Pellegrino, il ginger, l'aperitivo. Dove si più forte e Batman. Chi è Batman? Dove che ruolo fa? Io gioco sulla fascia. Gioco. Io gioco sulla fascia. Io sono ambidestro, sia a destra sia a sinistra, quindi perché so tirare sia di destra sia di sinistra. Quindi gioco più sulla fascia. Poi a volte, in questa partita Davide mi ha sfruttato pure un pochino per 5 minuti, poi dopo è entrato l'attaccante per farlo riposare un po', pure come attaccante centrale. Beh, come attaccante centrale, quello che ho io che perciò io 40 anni tengo, ma io quando gioco a calcetto 40 anni non mi sento, vi sono sincero, ma non mi vanto, ma io 40 anni non mi sento. Ah, come si dice, l'amico Davide, l'allenatore, amico mio, lo può confermare, sia corro in tuo campo oppure no. La verità, mi, dov'è? È l'ultima in classifica, come si chiama? Dov'è? È l'ultima in classifica, come si chiama? Ma che ne sa, stanno parecchi nomi strani, non lo so. L'ultima in classifica. Vabbè, l'ultima in classifica sei dal PC, sì, sì, Alberto, dal PC. Infatti ho comprato le cuffie nuove. Dov'è? Mi pare che stai a Kiss Napoli queste cuffie. Sono troppo belle queste cuffie. Sì, lo so, le ho comprate domenica. Vuoi sapere quanto poi? 7 euro. No, 8 euro. Ho sbagliato, 7,99 euro. Ma perché mettono questi 7,99 euro? 7,99 euro. Ma che state, volete pigliare per culo? 7,99 euro. Non mettete direttamente 8 euro. Ma per un centesimo, comprare pure un centesimo di lì. Ma come pigliate per un pure chiuso? No, calcio a 5, Francesco. Calcio a 5. Calcio a 5. Voglio nel calcetto comunque. Davide, però nemmeno hai risposto agli amici. Io ho detto, ti ho fatto la domanda a te perché giustamente lo voglio sapere da te. Voglio dare una conferma agli amici. Io nel calcetto corro, gioco, che ti sembro? Dai tu un giudizio mio, a me, dammi un voto. Prima era lui Bomber, poi si è fatto male, il menisco. Ah, Rita, no, non ti ho letto. Poi si è fatto male il menisco, il crociato, si è operato e mo sta fermo. Mo mi fa l'allenatore. E mo giovani non mi viene manca. Che te posso nascere. Che te posso. Poi tutti bravi. Da Carlos, c'è un amico mio, mo vi dico i nomi. Carlos, peruviano. Jair, peruviano. Arnold, peruviano. Raga, la squadra di peruviano. Poi c'è Gianluca Medei,
il nostro Coscia Bionica, c'ha Gimisio nome perché ha le gambe lunghe, però diciamo che sta un po' mortificato perché oggi in questa partita non ha giocato. Non è per cattiveria, però sono partite tirate. Se sbagli il minimo sbaglio che fai, il minimo sbaglio che fai col calcetto, sei fregato. Il calcetto non è il calcio. Io il calcio ci ho giocato, ok, ma il calcetto è totalmente diverso. Il calcetto, stai vincendo 4-0, 5 minuti mancano. Se ti rilassi perdi 6-5. Questo è poco ma sicuro. Ve lo dico io per esperienza, e chi gioca a calcetto lo sa, chi gioca a calcetto. Quindi come si più forte e Batman ancora, taglia la tela, ma io non faccio portiere però. A scarzu e scarzulilli, dove? Scarzulilli. Dai, ma alleni così, giusto per, oppure farai dei corsi per allenare? Una squadra tipo Serie B e C. No, no, allena giusto per, no, non fa nessun corso, Jacopo. Non fa. No, io sugli Astis, i Sainz che mancano grosso domenica. Devo dire la verità, io sugli assist sono molto. Per esempio, si triga con il pallone da mette in capo, io lo metto in capo. C'ho i piedi belli precisi a livello di assist. No, ma io non mi vanto mai, però su questo posso essere fiero di quello che giocavo in G1 e Serie D. Sì, più forti picchia, questo è poco ma sicuro. Boh, picchia. Voglio dire, ma parliamoci chiaro, parecchi giocatori, pure del Napoli, che le così, alla fine comunque, diciamo che so chiudo pure un po' la raccomandazione, perché guardate che giocatori forti ci stanno. Ma che stavo facendo? Voglio presentare la mia squadra, Christian, portiere, poi c'è Arnold, peruviano, Jair, peruviano, John, peruviano, Jairo, peruviano, poi c'è sto chi, partenopeo, l'allenatore partenopeo Davide Schirillo, Medei, anconetano, poi c'è Gianmaria, anconetano, poi c'è Carlos, peruviano, poi c'è Brian, colombiano, voglio, e tengo tutti razzi. Brian è colombiano, sì. E io, mo agili. Gioco anche io a calcetto con zio Peppe. Zio Peppe fora. Fora. Domani, domani io devo andare a giocare. Abbiamo una partita amichevole per i campionati. Io gioco sempre in prima categoria, però. Ah, sì? No, a noi è amatoriale, sì, però comunque stanno gli arbitri, arbitri comunque della FIGC che hanno fatto corsi degli altri. Stanno tutte le regole come la FIGC, però non è, è amatoriale. Leno e Rui Patricio sono andati in altre squadre. Adesso chi viene? Paul 10 HD. Paolo, si parla di contatti con Cech. Nulla che cuffio mette anche così. Nulla. Me ti piace Fabio Ruiz? Fabian Ruiz al posto di Giorginio, centrocampista, sì, è un ottimo centrocampista, è quasi fatta comunque, quasi fatta. E niente ragazzi, ritornando al discorso e poi concludo, per quanto riguarda la mia squadra, sono soddisfatto, stasera veramente sono soddisfatti,
contentissimo di questa vittoria di misura, ovviamente sono 4 gol di misura, è bella prestazione sia nel primo tempo ma un poco meno nel secondo, però importante è vincere, importante. Non è l'unica cosa che conta, attenzione, come Rubentini. L'importante però è vincere. Sì, la squadra nostra si chiama Cazzimma, a me è bench. Non so se mi spiego. Allora, Scorpione. Ciao bello. Areola domenica. Sì, sì, sta pure Areola nella lista. Nola sta con coro in tutto zucchero, sta nei gigli a Nola. Questa settimana, infatti, su Facebook vedo sempre i miei amici a Nola dirette di qua, cantante napolitana a qua, diretti in piazza di là, piazza Duomo. A Nola si mangia questa settimana, ci diverte, stanno cantando accompagnati. Poi domenica balleranno i Gigi vestiti, i Gigi che sono del patrimonio dell'UNESCO a Nola, perché là sono nato. Domenica ma con Cartal, che cosa Alberto con Cartal? In che senso Cartal? Che c'entriamo Cartal? Oggi aiuta al Vulcano Buono. Il Vulcano Buono stava a pochi passi dove abito io. Come sicuramente io avrei preferito Leno apposta. Vabbè, se Leno è dirottato da un'altra parte, ma non vi preoccupate. Stangelotto, so benissimo, non vi preoccupate. Zito me è Nolano Doc. No, io se è per questo vi dico la mia origine. Io non so di Nola, io sono di Cicciano. Cicciano, provincia di Napoli. Nola, io dico Nola perché è più conosciuto, però stavo a 5 km da Nola alla fine. Come vanno i rapporti con Cartal? Come vanno i rapporti con Cartal, voglio dire. Scusa, che rapporti? Siamo amici, conoscenti, perché gli amici, la parola amici è una parola molto, ma molto importante per me, c'ha un significato. Siamo conoscenti, tranquillo, lui sta per fatti su e sto per fatti via. Sono intervenuto un paio di volte nella sua live, ovviamente ognuno ha i suoi percorsi. E basta. Te lo immagini zio Peppa ad ogni esultanza della squadra avversaria? Fora, senza educazione, a gridare a questa maniera. Fora. Cosa ne pensi di De Laurentiis, di questo mercato che sta facendo? Guarda, per adesso su De Laurentiis Paolo ha preso Verdi che non è male, ha preso il top del top degli allenatori che già per esempio dovevamo stare in Russia, ci dà un'immagine, allena in Napoli, sapete, è un motivo di orgoglio tenere un allenatore di quel prestigio sulla panchina quest'anno. Non so se rendo l'idea, in Russia ha invitato da tutte le parti, perché comunque è un allenatore più vincente che ci sta, quindi è un motivo di soddisfazione rappresentare adesso la parola Napoli, allena in Napoli. Quindi perciò non può fare figure in merda, sono acquisti mirati indicati da lui, perché il mercato per me lo fa Ancelotti.
Ho letto che ADL domani va a Parigi per trattare Areola. Sì, sì, allora si parla di trattare Areola, si parla di trattare Cech, almeno un anno di contratto. Ma io dicevo la Cech, lascia stare che c'ha 36 anni, però un anno ci lo facesse fanno. Cioè, da me CR7 a Napoli. Sì. Ma perché fate questi fantacalcio scientifici? Sarri lo, Sarri lo rispetto sempre, sempre. Sarri rimarrà sempre qua, a prescindere che con noi non ha vinto niente. Però Sarri ci ha difeso molto la nostra città, e è nato qua a Bagnoli, quindi Sarri merita rispetto e basta. Gli auguro il meglio nel Chelsea perché è quasi fatta. E come vice Sarri ci sarà Gianfranco Zola, due ex giocatori, un allenatore giustamente e Gianfranco Zola. Voi ricordate? Faceva le punizioni come Maradona. Gianfranco Zola l'ha sempre detto: il mio maestro a tirare le punizioni era il dio del calcio, e infatti lo era. Quando tiravi punizioni Gianfranco Zola erano quelle che... Chi se lo ricorda a Gianfranco Zola? Ti è piaciuto? Ti è dispiaciuto di Sarri che se n'è andato? Guarda Paolo, mi è dispiaciuto sì, però se vedi che sulla panchina lo rimpiazza un certo Ancelotti, sai, non più di tanto, perché 3 anni non hai vinto niente, hai fatto il bel gioco, non hai vinto niente, voglio ti metto like, se no chiudo la conversazione perché a diretta, perché mi state un po' deludendo con sti visual, proprio siete fiacca, state cominciando a domandare fiacca. Ehm, Perciò cercate almeno di farmi contento, come giustamente mi metto a disposizione, perché ma vi dico una cosa, voi vi sembra una cazzata, no? Ma pure io, facendo i video, le live, eccetera, pure io trascuro la mia famiglia, rubo il tempo che non posso, per esempio, così. Quindi quando c'è una cosa, no, voglio, io mo faccio la live perché almeno i compagni, ma almeno datemi soddisfazione. Non so se mi spiego. E poi un'altra cosa, agli amministratori dovete spammare ogni tanto, agli amministratori dovete non solo bannare quando è tutta la gente entusiasta, però ogni tanto dovete spammare, cioè mettete like, raga, vi raccomando, mettete il like per domenica. Avete capito, no? Meret a Napoli, con Meret Pozzo ha detto: se non ci sono almeno 20 milioni sul piatto, non la apre proprio come si dice? Non mi viene l'offerta, una roba proprio. Se non sa che almeno da 20 milioni, una roba proprio l'offerta. Come Amsic via, bah, io poco ci credo che se ne va, diciamo che è pulito, però, però, poco ci credo. Ren a Rui, là, come Pippa si chiama, eh, Giorginio, sapete, sta Zilischi, secondo me, però, poco ci credo. Secondo me, i della Valle sono ancora Barca Napoli. Città di mercato, chiesa. Dove i della Valle sono con la barca a Napoli. Indizio di mercato, chiesa.
Jacopo, vorrei capire un po' come fai, che ne sai che sta a Barca a Napoli di Della Valle? Scusa, è una domanda mia che ti faccio. Mertens se ne va? No, per me non se ne va. Anche se io avevo pronosticato che Mertens andava via. Per me Mertens non se ne va. E anche di si parla, a me non piace. Marco Ligori. Cosa ne pensi di Nangolan all'Inter? Voglio, qua si parla di Nangolan all'Inter. Nangolan è un bel giocatore, Nangolan. Anche se non so perché non è stato convocato in nazionale. Ma strana, sta cosa. Proprio strana. È proprio strano che non è stato convocato a Nangolan. E poi non può fare strano. Comunque è un giocatore abbastanza forte, anche se ne ha vinto un cazzo. Scusate lo termine. Domeni in attacco per te ci vorrebbe qualche giocatore che ci può servire per lo scudetto. Domeni in attacco per te ci vorrebbe qualche giocatore. E in attacco ci sta Verdi, c'è Milik, c'è Mertens. Mo stanno a tre, eh? Tre. Mertens lo può sfruttare tranquillamente come attaccante. Dipende dalle partite, le circostanze. Attenzione, che Mertens non ci dimentichiamo che adesso è più attaccante che un poco esterno. Quindi mo c'è sta Mertens, c'è sta Milik, c'è Verdi, a parte che Verdi è più esterno, lui dirà sì, gioca sia di sinistro e sia di destro, quindi alla fine Nengolan con Spalletti rende il doppio. Fabio ti piace, guarda là come si sta creando Fabio Biscotti. E se fossero biscotti che stu fatti in Angolan che non io è. No, comunque io penso che in Angolan ci andrà l'Inter. Teniamo pure la chiave inglese, ma la chiave inglese ce l'abbiamo solo, l'abbiamo comprata, sì, mo teniamo là. Ce l'abbiamo là nelle chieve che chi le cepava, Napoli e basta. È nostro. Attaccanti siamo a posto. Sì, con l'attaccante secondo me stiamo a posto. Trimma a tre, trimma a Mertens, trimma a chi là. Si sta parlando i Cavani. Come? Andiamo a vedere il centrocampo. Voglio. Ci vuole un buon regista di centrocampo. Un buon regista di centrocampo. Ci vuole un terzino sinistra e un terzino destra. Dove Rui Patricio si è scocciato di aspettare una risposta di Lorenzo e ha detto che va a giocare in Inghilterra. No, ma mica perché la risposta, aspettava la risposta del presidente. Si prova. Titolare chi metteresti? Beh, titolare metterei Milik, scusate. Abbiamo anche Ciccirette, Fabio Cafab. Oi, ciao Fabio. A centrocampo io prenderei al volo quando... Non lo conosco questo giocatore, Antonio Alito, dico la verità. Emanuele, Domenico, buonasera, buonasera a te. Cosa ne pensi del Ninja all'Inter? Servirebbe quel tipo di giocatore a Napoli? Guarda, il Ninja a me mi è sempre piaciuto, dico la verità, perché a me che la caratteristica di giocatore, lo dissi pure in un'altra live, mi piace un giocatore cazzimuso, mi piace un giocatore che tiene che la cazzimma, quella voglia di lottare sempre su tutti i palloni, di non arrendersi mai. A me chi non mi piace, tipo Allan. Però Ninja è un poco difficile comunque contro Napoli.
parte che io sono convinto che l'Inter lo farà questo colpaccio con la Nainggolan. Noi ci abbiamo Allan, di queste caratteristiche di giocatori, diciamo che ce le abbiamo due, ce ne abbiamo Allan e ci sta pure Rog, c'è pure Rog, voglio Rog pure è uno che muzzica, vuole dare tanto. Inglese e Tonelli al Bologna per 20 milioni. Che ne pensi, Domenico? Inglese e Tonelli al Bologna per 20 milioni. Guarda, non mi ricordo Inglese quando l'abbiamo pagato e nemmeno Tonelli. Per 20 milioni ci hanno aperto. No, no, no. 20 milioni per Inglese no, raga. Inglese no. Inglese è forte, comunque è un bel giocatore. È un bel giocatore inglese. Fabio Pocio 22. Fabio, per me sì. Per me sì. Per me sì. Per me Chiesa a Napoli ti piacerebbe? Azzo, dice su. Giovane, molto molto promettente e forte, però con Chiesa mi pare che si parli 40 milioni. 40 milioni, ma sti cartellini proprio sono volati proprio alle stelle. 20 milioni per tutti e due, Francesco, ma 20 milioni per tutti e due è poco. Io sogno il Matador, ma pure io, pure io. E che vuoi fare, che vuoi fare? Raga, io ci so. 8 Tonelli e 10 inglese. 8 Tonelli e 10 inglese, quando... 8 Tonelli e 10 inglese, e tu come hai detto? Quando riguarda i sordi, aspetta un attimo, ma abbiamo... Non lo trovo più. Non lo trovo più quello che dico io. Io sono convinto che Cavani alla fine andrà al Napoli. Sarà 4-3-3 con Mertens, Cavani e Verdi. Nel caso sarà 4-2-3-1. Allora, Fabio, Ancelotti gioca molto spesso, gioca col 4-2-3-1 ad albero di Natale come Benitez. Però diciamo che è bello di Ancelotti che ti può cambiare tre schemi di gioco nell'arco di una partita. Che se te ne è bello. Gira 4-3-2-1, 4-3-3 e via dicendo. Il Napoli ha pagato 8 milioni 8 milioni Tonelli e 10 milioni inglese. Ok. E quando Ulim i Bulim Racchi sti due, non ci capito o Bologna per quando? Che sto voglio capire? 4 4 3 2 1 l'albero di Natale. Sì, sì, 4 3 2 1 l'albero di Natale. Andò. Ah, a Inzigno e a Tom, no, no. No, noi è Tam, però gli diamo una sostituzione. Fa 20 milioni. Beh, ci siamo guadagnati 2 milioni una coppa, sì, va buono, va buono. Però, mm, sinceramente, ci siamo guadagnati 2 milioni. Su inglese forzerei un po' la mano, su inglese.
Ma voglio, noi stiamo parlando di Cavani, ma sei sicuro che bene a Napoli? Domenica quest'anno Insigne capitano, vorrei starmi, sì. Voglio, io oggi c'è la verità, a Insigne capitani, non so, come il numero 10. Per me Insigne non lo merita il numero 10. Volete mettere la fascia di capitano, mettete la fascia di capitano. A me, la fascia di capitano, ma forse perché è il gesto che fece, però esiste sempre un perdono che fa chiarisce. Voglio, ma un like o state mettendo? Vabbè, fammi controllare. Se non ci stanno i like, se non ci stanno i like, 29 like. Però aspetta, bisogna dire pure che 29 like, però visto e considerato che sono l'una meno 10, sono 27 spettatori. Quindi, però te metti like, voglio, può essere pure che andasti 27, vado a scordato like, quindi te metti like. A parte che mo vi saluto perché domani mattina è un'altra giornata che mi devo alzare presto. Nessuno merita il 10 a Napoli. Chi ama non dimentica. Ma a parte questo, Insigne è bravo, ma deve imparare a giocare in maniera diversa e non fare sempre il solito movimento all'interno e cercare il tiro a giro. Un bacio, un pronto da chiamava Fabio, quello che dico sempre io. Insigne è bravo, infatti a Dagagnano, invece Mertens è diverso, vedete? Mertens è diverso, Mertens di destra e di sinistra entra, esce, torna sci, insomma come la scimmia, si infila sotto come i capituni. Mertens è totalmente diverso da Insigne. Insigne è quello che c'ha bravo, il numero uno per me, e sono gli assist. Quello sì, però a livello così, se allora un difensore con le palle, chiudo lui c'è così, ora si ammarca Insigne perché già sa, ma se otto in coppa, sa otto in coppa destra e vuoi fottere a gira. Al 50° forse segna, al 50° tiro a giro. Diciamo le cose come stanno, voglio. Si fa però, chissà, dai, speriamo, chissà, speriamo di sì, una trattativa. Ti piace come acquisto Fabio Ruiz per il centrocampo? Guarda, Fabio Ruiz l'ho visto in un paio di video, un bel, un bel centrocampista, ti devo dire la verità. Però ovviamente bisogna vederlo nella piazza di Napoli. Eh. Tu dici che molto tranquillamente Chiesa, Antonio all'Italia, diventerà più forte di Insigne. Ma questo lo penso pure io. Raga, attualmente Insigne in Italia è il top play, però già si sposta un po', diciamo, per l'Europa e diventa un ottimo calciatore. Si varca il confine Italia, diventa un ottimo calciatore, non più top play. In Italia attualmente è un top play, attenzione. Allora, io non ho mai visto né sentito sto Fabio Ruzzi, tranne che nei video qua. Quindi andiamo piano piano. Sì, ma infatti sì, Fabio l'ho visto solo nei video, quindi manca i Calecon al Milan
è Verdi titolare. No, ma Callejon non penso che partirà quest'anno. Domani dicono che arriverà a Napoli Fabio Ruiz. No, non è niente ufficiale. Stanno contatti quasi fatta, però ancora non è niente ufficiale. Il Merce non farà mai più l'attaccante centrale. No, no, non è così, Fabio. No, su questo non sono d'accordo. Se arriva Cavani per amore di Dio, è probabile pure che. Però mo Ancelotti, giustamente, sapendo che c'ha la potenzialità pure di fare l'attaccante centrale, c'ha un'altra alternativa. Meret e Areola. A me, sinceramente, tra Meret e Areola preferirei più Areola. Se vogliamo parlare, vinci, vinci. Non è vero, per me Insigne è più forte in Champions. Ha segnato quel gol fantastico a giro contro lo Shakhtar. Io ho segnato al Real e anche al City. Ma boh, no, questo non significa niente. Questo non significa niente. Pacic che ha segnato al Real, ha segnato eh, allo Shakhtar. Questo non significa niente. Io lo Shakhtar lo posso segnare per dire pure io. Che vuol dire? Mica dai un giudizio perché ha segnato. Noi stiamo parlando a livello tecnico. A livello tecnico, Insigne per me è un grande assist man su questo, non ci piove proprio, ma a livello di fase conclusiva sta proprio accisa a livello di fase conclusiva, è inutile che ci giriamo attorno, sta proprio accisa, a porta sta, ma io mi ricordo, aspetta, con quale squadra? C'è sa fuma tre palle con l'annanzi alla porta non segnate, tre palle, ma veramente facciamo. Io, quindi, ve l'ho detto, è un ottimo assist man, però un coppa o discorso che chi le segni, oppure perché ha segnato, non sono d'accordo, non sono d'accordo. E allora, come stanno le cose per dire, e segnasse pure a questi squadra, loro sono top play. Che bip c'entra questo? Stiamo valutando la fase tecnica di un calciatore. Chi le fa sempre gli stessi movimenti, sempre, sempre. Va gitti che un difensore con le palle, a Insigne se lo marca ad occhi chiusi e basta. Boom, e basta. Perché è così. Perché sai i movimenti, sotto la palla in coppo destra e buffo di giro. E che stai? Ciao Tomè, like miss, Alessandro Marini, ciao compagno mio. Allora Fabio, nel calcio di oggi bisogna essere meno prevedibili, altrimenti gli avversari capiscono il tuo modo di giocare, no? Uffa, giocare, no? E non può fare niente di più, esatto. Con Chievo quest'anno mi si è mangiato 3 gol, ecco col Chievo. Va giù. Io no, giustamente potete pure non essere d'accordo con me, però io un giocatore a me non guarda così, come vi ho detto, come assist man io numero uno, ma come finalizzazione tutta la porta, sta proprio inguaiata. Allora, Jacopo sarebbero troppo offensive e senza copertura, così solo alla PlayStation. Ma perché non ci capite che ha detto? Bello, che ha detto Jacopo? Vorrei capire, Fabio, ti immagini un attacco modulo 4-2-3-1?
Verdi ed Milik con Insigne e Cavani attaccante, madre. Effettivamente troppo offensiva, troppo veramente. A difesa dice chi viene a difendere. Cristiano Ronaldo appena te è un pallone fa sempre qualcosa di diverso e questo fa o top play. Ecco qua, bravo, 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 bravo. Mad Gamer. Cristiano Ronaldo appena tiene un pallone fa sempre qualcosa di diverso e questo fa top play. Perché è così, sono d'accordo, sono d'accordissimo. Ulim, io, ma parliamoci chiaro, vogliamo parlare di queste prime partite di europeo, no? Che oggi diciamo è incominciata la seconda per la Russia vincendo 3-1. Mostruoso è commovuto. Vincendo 3-1. Aspettate un attimo, giù. Vincendo 3-1. Quindi diciamo che così, no, aspettate. Porca miseria. C'ho il computer, c'ho la ventola sotto. Aspettate un attimo, giù. Porca miseria. Ecco qua. Ho attaccato un attimo la ventola perché non si è un po' surriscaldato l'hard disk. Allora, con gli agenti di Cavani in Napoli prende Meret. Mertens for... Allora, io vi stavo dicendo, ma vogliamo parlare di, rispondendo all'amica che ha nominato Cristiano Ronaldo, queste prime partite che Cristiano Ronaldo, voglio, a me tra Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, ma Cristiano numero uno. Per me Cristiano Ronaldo è il top del top. Cristiano Ronaldo è decisivo. Cristiano Ronaldo quando gioca nel Real Madrid gioca ed è decisivo. Quando gioca nel Portogallo gioca ed è decisivo. Avete capito? Invece Messi quando gioca nel Barcellona gioca, è decisivo e giustamente in Botono ci stanno pure i voti diciamo i cali dei calciatori, ma quando stanno all'Argentina, nell'Argentina, tanto decisivi e stu Messi non lo vedo proprio, i tanto decisivi, non ne parliamo poi di Neymar, e vogliamo parlare di Neymar, vogliamo parlare un giocatore pompato così tanto. Voglio ricordare al signor Neymar che lui viene dalla fame, lo sa bene, viene dalla miseria, che mo si dia un po' una calmata, ritorna un po' nell'umiltà, che ha perso già, che l'ha perso. Lui viene dalla fame, mo chissà che se credesse. E Cristiano Ronaldo che dici? Cristiano Ronaldo a te ti dà 4-5 giri a Neymar, però voglio un Neymar. È solo una pazzierella che si muove in due campi, è egoista, non è un giocatore di squadra. Per me è un giocatore di squadra, per me è un mezzo top player. Almeno dal mio punto di vista, a me un giocatore che non fa gioco di squadra ed è egoista perché non passa la palla, per me non è un giocatore completo. Un giocatore completo è quando tu fai pure servizio per la tua squadra, no che sei egoista.
per me Neymar c'ha tutto con lui. Per me, a me non me Neymar, perché la verità a me non mi piace, proprio per mezzo di queste cose. Perché ve l'ho detto, il calciatore, la, la caratteristica del calciatore che a me mi piace, la cazzimma, gioco di squadra, gioco collettivo, tutto quanto. Un giocatore ci marcate, beh, io sto un po' più male per tirare, segnare, faccio giocare, invece no, lo fa, che è una pazzierella in mezzo campo, che vo fa, vo corre, poi giustamente gli viene bene davanti alla porta e poi signor, ma io, a me sinceramente quel tipo di calciatore là a me non mi piace, a me non mi piace. Ci ho detto che si ricordasse da dove viene la fama, che si un poco una calmata, che si farebbe un bagno di umiltà su tassa India e escesse un po' fuori un po' più stimati. E poi vogliamo parlare, voglio Neymar sta sempre in terra, sempre a terra, come tu che bu 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 a carandere, come tu che bu 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 a carandere. Voglio, si gioca, non si cara. Io non ne può dire, ma non voglio essere di parte. Voglio un maratona per gli ave cauce, che arriva sotto una vacchizza, ci stanno i video, cadeva se tornava ad alzare. Questi sono calciatori. Chi sti qua sono calciatori? Quelli che non pensano a vivo fallo, pensano a giocare. Questi sono calciatori. Ui, come guardate i calciatori? Solo perché sono bellini, VIP, fanno sponsor a qua, sponsor a là, un cartellino 220 milioni. E in conclusione, volete sapere nada che non mi piace? È poco po, come BIP si chiama. Chi la nota che a me non mi piace. Troppo pompata, troppo. La Juve è stata capace, e questo ne do atto alla Juve, mettito like, cari Rubentini, ma non perché sto leccando culo, perché così che è, quello che dico, che sto per dire. La Juve è stata capace, un giocatore che ha provato poco e niente, di venderlo a 120 milioni di euro. Un giocatore che per me non ci vale proprio. Mourinho do Manchester City, pure un uomo no, mi piace. Troppo pompati, che si diano un po' tutti i calciatori inaregolati, pure coi cardi, non me li uno. Oh, oh, ma veramente stiamo facendo? Oh, voglio, ma non pazziamo proprio, ma non scherziamo proprio. Il calcio non è questo, il calcio è totalmente diverso, il calcio non è più come una volta. Quindi perciò parliamoci chiaro, lo seguiamo, sì, ma ormai il calcio è una merda. Ormai il calcio è una merda. E io perciò vi dico la verità, mi sto pure scocciando. A volte faccio, ma ho fatto la live perché avevo voglia di stare a fare quattro chiacchiere con voi, non per visualizzazione. Ovviamente ci stiamo perché ho mettito like, però sta passando la voglia. Troppo business, troppo inguacciamento di soldi, troppo. Ma proprio io con questo voglio vi saluto, se lui è 5 minuti. Voglio leggere prima, hanno talento ma alla fine si montano la testa. Antonio Vitale. Quale top play ti piacerebbe per... Nicola Sarno, ciao amico mio, ma sono tornato da una manifestazione, mi sono perso la diretta, ma la like li ho messe. Grazie Nico. Secondo me il miglior top play centrocampo è Kente. Maradona mo quando dovrebbe valere se adesso poco vale 100.
Raga, ma non è il fatto quando vorrebbe valere. Sti cartellini proprio mostruosi, 120, 150, 180, e tu CR7 250, quando, 250 ma lì uno cartellino, ma che mamma mia, io veramente, Mattia Marcello, ma troppi soldi, e poi giustamente uno sente che a fine mese la povera gente, mo dice, boh, che c'entra con questo? Sì, però è pure uno fatto di rispetto, è uno schiaffo a miseria. Ah, ma c'è una calmata, perché voglio, ma chi sta, ma parliamoci chiaro, chi non operai campo, operai che lavora fisso tutto l'anno, per gli stipendi, e quando c'ha di netto, mm, di netto quando ci potrà avere 12-13 mila euro, ma di netto, qualcosa in più pure, vabbè. E chi sta? Perché con 1 milione di euro non campano, per dire. Voglio i giocatori più potenti in Italia, un po' pure per l'Europa. Qui sia da Polonia, Russia. Chi le vanno a faticare? Chi le vanno a faticare? Vanno. Questi paesi giapponesi, chi le vanno a faticare? E a o sport è a roppa. Ja, voglio, ma per piacere. A volte veramente me ne proprio schifo per questa cosa. Con tutta questa disoccupazione e famiglie che non arrivano a fine mese, tutto questo spreco di soldi ti fa venire il volto a stomaco. Sì, Fabio, sì, è vero che non c'entra niente perché quelle sono cose private, però veramente è uno schiaffo proprio alla miseria, è uno schiaffo alla miseria. Massimo, ma io lavoro in fonderia, 2500 euro al mese in fonderia, ti spacchi la schiena in fonderia. Domani da 1 milione di dollari faresti lo scambio. Domanda da 1 milione di dollari. Faresti lo scambio Mertensi-Cardi? No, subito. No, perché a me i cardi non mi piace. A me i cardi non piace. Come caratteristica di giocatore a me non piace i cardi. Vi dico la verità, non piace. Perché voglio, se tu con Mom già fai pena, figuriamoci come calciatore. Già racca, allora, un calciatore a me, quando già fa pena con Mom, mi scade pure come io calciatore. Vi dico la verità. Ma uno può fare il ragionamento di dire, sì, ma Maradona con Mom era una merda. Ok, sono d'accordo che Maradona con Mom era una merda. Ma infatti con Mom non stimavo, io lo stimavo come calciatore. Questo è poco ma sicuro. Io con Mom non ho mai stimato. Stimato, stipata, stipato. Però, sinceramente, a me le caratteristiche di carte, a me manca mi piace. Non è il giocatore che mi piace a me, i carte per la squadra non si sacrifica. Anzi, vi dico una cosa, si è sacrificato un poco Spalletti ultimamente, quando è arrivato Spalletti, che è salito un po' a centrocampo a sacrificarsi per la squadra. Ma se no, se non Steve Spalletti, rimaneva là, l'annanzi, là e faceva cosa là, l'uomo immagine. Dall'area di rigore si tirava la palla, giustamente aveva lo spazio suo da fa male su questo, ma questi calciatori qua a me non mi piace perché vedendo la situazione che nell'Inter pure gli esterni non è che come Candrevi body cross non è che zeccava sempre, non c'aveva qualità, parliamoci chiaro, non si poteva permettere i cardi sta sempre là, è vero, ha fatto capocannoniere,
questo sono d'accordo, vabbè, però a me personalmente non mi piace, e poi mi sta pure un coppo bip, i cardi, se ho volete sapere. Ma se quel gol di Mertens lo faceva Icardi, che succedeva? Vabbè, gli sbattevo in mano perché è stato un grande gol. Scusa, se il gol è fatto bene, si sbattono in mano a chiunque. Questa è la mia coerenza. Se si fanno un grande gol, si fanno un grande gol. Si alza in piedi e si ci fa gli applausi. Massimo Maio, buonanotte a te Massimo, un bacione e forza Napoli. Meret come portiere, no, la verità mi piace più quell'altro. Alberto, buonanotte. Mi scuso, non so perché ho detto Icardi, ma volevo dire scambio Mertens Cavani. Mertens Cavani, sì, 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 perché però sì e no, mi correggo, c'è una possibilità, sì e no. Sì, tu mi facciamo stu scambio, Mertens Icardi. Inatil, Icardi. A me non piace la cheat, vai giù. Oi, buonanotte, Nicola. Chi ti piace, visto? Premo ha detto che domani il presidente sta a Parigi per Areola. A me piace Perin. Perin, ci stanno a ganci, ti ho messo in difficoltà. Mi ha messo in difficoltà. Ma mi si in difficoltà, sì. Bravo. Voglio, io mo vi saluto se è fatta tardi. Io, come sempre, in ogni mia live, io vi ringrazio della compagnia che mi avete fatto. Quindi ci vediamo nella prossima live, non lo so quando, perché a me è a capo che mi aderisce. Oggi tengo cena, faccio la live, io non programmo niente. Tranne che non organizzerò qualche bella live, inviterò 3 o 4 youtuber che voi pure potete conoscere oppure non potete conoscere, allora io la organizzo. Quindi grazie della compagnia, Guagliù. Un bacio, sempre Forza Napoli, perché tutto riesce. E Munez e Sicchero, sempre. Ciao Guagliù e Forza Napoli, sempre.